11:14, stiamo viaggiando sulla statale che congiunge Sant'Andrea Frius a San Nicolò del Rei. Qui non è passato nessun mezzo per mettere il sale né spazzaneve, e purtroppo la situazione, come potete vedere, è abbastanza delicata. Io sto viaggiando sopra un Audi che praticamente c'ha l'ESP e sto riuscendo ad andare avanti. La statale di cui parlo, guardate, la 387, sono al 45esimo chilometro e fra un po' dovrei arrivare a Pranesangoni. La situazione è abbastanza pesante perché, come potete vedere da voi, non è passato assolutamente un mezzo di soccorso dell'ANAS o qualcos'altro. È un dramma perché le persone che sono andate a lavorare si ritrovano anche bloccate nei vari paesini. Io sto venendo via da Villassalto, sono contento che sto riuscendo ad andare avanti grazie a quest'auto, però sinceramente non so come potrei fare se avessi avuto un altro tipo di mezzo. Tra l'altro, come potete vedere voi, cioè in giro non c'è un'anima viva. Da queste parti poi non prende neanche la linea dei cellulari, praticamente non c'è campo, se uno si dovesse trovare in pane in questa situazione, state pur certi che potrebbe anche morire di freddo e nessuno se lo verrebbe a prendere, insomma. Cioè, oggi è nel 2010, basta una piccola nevicata, qualcosa di più per riuscire a bloccare un'intera nazione come la Sardegna, insomma. Cioè, rendiamoci conto di che cosa significa, no? Qui si parla di un sacco di soldi dati per una cosa, per un'altra, per un discorso della cosa civile. Guardate, ora vediamo questo furgone dell'ANAS, praticamente questi qua sono lì a fare una mazza e sono arrivato a Pranesangoni. Purtroppo la realtà è questa, la realtà è, come potete vedere, il cartello di Sirius. La realtà è questa, dove praticamente non hanno ancora cominciato alle 11:20 a fare un intervento sostanzioso per poter sbloccare e pulire una strada che praticamente congiunge tutti i paesi del Gerrei e del Sarrabus, tra le altre cose. Ecco, come potete vedere, incontriamo ora un trattore con la berna davanti, ma che non la stava usando assolutamente. Davanti a me adesso ho un fuoristrada che ha le 4 ruote motrici e riesce ad andare bene, insomma. Come vedete qua questo boschetto è Pranesangoni, come vedete la neve è così, non è che qui la situazione è questa. Come vedete davanti c'è questo furgoncino, questo fuoristrada, questo Defender o Land Rover, come cavolo è. Ragazzi, la nebbia c'è nebbia, c'è neve e andiamo avanti. E viva la Sardegna libera e indipendente!